tutti, buongiorno a tutti. Allora io ringrazio Mattia che mi ha dato l'assist per iniziare con il mio intervento. Io sono qui perché cerco di parlare a tutti quanti voi e anche a chi in questo momento non ci ascolta per dare una visione. Abbiamo visto cosa stiamo facendo, cosa stanno facendo in Parlamento, delle cose estremamente concrete, delle risposte estremamente concrete. Però com'è la nostra visione? È giusto dare delle risposte immediate, però noi oggi stiamo facendo una campagna elettorale per capire e decidere quale sarà il Veneto del 2020. Perché oggi si decide chi governerà e quale sarà l'indirizzo di governo per i prossimi 5 anni. Allora, qual è la visione che noi abbiamo da qui al 2020? Quando tutto il mondo sta correndo a una velocità sempre maggiore, sempre maggiore, sempre maggiore, noi che direzione stiamo prendendo e dove siamo adesso? Allora, io parto da dei dati oggettivi, che sono sempre la cosa migliore. Parto dai dati oggettivi e raccolgo appunto l'invito sulla banda larga, sulle infrastrutture. C'è un grande parlare di infrastrutture, ma noi come siamo messi? Allora io vi posso dire che l'Italia per banda larga, per l'appunto, in una classifica mondiale è al 98esimo posto. Ma cosa vuol dire 98esimo posto? Allora, vi posso dire che siamo dietro la Grecia, che notoriamente è un'economia in esplosione, però possiamo stare tranquilli perché comunque il Kenya è subito dietro di noi, quindi comunque siamo messi bene. Allora, qual è il punto? Bisogna capire qual è il modello economico verso cui noi stiamo andando e cosa sta succedendo nel mondo. Penso che tutti i presenti qua in sala avranno avuto a che fare almeno una volta nella vita con un rullino fotografico della Kodak, per esempio. Una multinazionale da 120.000 dipendenti era arrivata all'apice. Avete mai visto un rullino fotografico della Kodak ultimamente? Perché la Kodak nel 2012 è saltata. Perché è saltata secondo voi? Perché non ha saputo cogliere il cambiamento del mercato, non è riuscita a interpretare qual era la metamorfosi velocissima che stava succedendo e nonostante fosse una mega multinazionale non è riuscita a stare al passo coi tempi. Dall'altra parte c'era una piccola aziendina con 13 dipendenti, 13, sempre nel 2012, che è stata acquisita da Facebook per $1 miliardo. Nessuno la conosceva, si chiama Instagram. Allora, è qui che si apre la forbice del mercato. Qual è il modello che noi stiamo andando a inseguire come modello veneto? Se vogliamo pensare di rimanere ancorati a quello che è stata sicuramente la grandezza, come dicevi tu, per tantissimi anni, purtroppo le cose cambiano a una velocità supersonica, al di là di quella che è la nostra concezione, e dobbiamo essere in grado, con le infrastrutture, per riuscire a rimanere attualizzati. Allora oggi ci parlano di grandi opere, ma piano, cosa sono queste grandi opere? Grandi opere in questo momento sono il TAV, la Pedemontana, sono queste strutture, queste lingue di cemento enormi che attraversano il nostro territorio. Ma a chi servono veramente queste opere? Queste opere che costano 5 miliardi di euro, parlo del tratto Verona-Brescia, 5 miliardi di euro, 5 miliardi di euro, sono soldi. Però alla fine, pronto? Sì. Però alla fine cosa è successo con tutti questi soldi? L'abbiamo visto anche noi, sono stati utilissimi al ministro Lupi a ottenere Rolex, a fare tutto quello che è servito. Abbiamo visto, ci hanno regalato purtroppo ai noi arresti a mazzi di 10 in 10 ormai, perdiamo il conto. Ma qual è il ritorno effettivo sul territorio? Purtroppo il ritorno effettivo sul territorio è minimo, perché vediamo che sono dei progetti, parliamo di lotti di progettazione che sono fermi dal 1991. Allora, se la Kodak nel 2012 con 140.000 dipendenti è saltata, un progetto del 1991 dal valore di 5 miliardi di euro, dove ci sta portando? Allora, la mia idea è quella condivisa però, ma non è la mia idea di Jacopo, non mi permetto di avere io queste grandi idee. Ci sono dei grandissimi economisti di fama mondiale che
tracciano delle strade. Non so se avete mai sentito parlare, questa è la strada che a me piacerebbe poter seguire, poter dare al Veneto da qui al 2020. Non so se avete mai sentito parlare di un grande economista, si chiama Rifkin, parla della terza rivoluzione industriale e la stiamo vivendo oggi in questi giorni. Ma che cos'è la terza rivoluzione industriale? Parla di come si fa impresa da qui e come si farà appunto fino al 2020, la sua visione è proprio da qui a 5 anni, 2020-2025. Lui dice: il modello della grande mega industria, del grande mega appalto, è un modello morto. Perché è morto? Perché quello che viaggia in questo momento sono le informazioni. Avete mai sentito parlare di questo grande tema, questi big data li chiamano, queste informazioni? Sono stati prodotti negli ultimi 2 anni più informazioni, sono state archiviate, che nel resto della storia umana. Questi sono i dati che abbiamo. Allora chi saprà gestire questi dati riuscirà ad emergere. Ma cosa sono i dati? I dati sono cultura. Allora piuttosto che desertificare 300 ettari di Lugana a Verona per avere un treno che ci mette 5 minuti in meno tra Verona e Vicenza, noi possiamo avere la possibilità di esportare le nostre idee, i nostri cervelli, quello che ci rende grandi nel mondo. Possiamo offrirlo a chiunque, ed è lì la nostra vera capacità di fare impresa. Rifkin li chiama una nuova figura, lo chiama il prosumer, che è un termine inglese che sta a metà strada tra producer e consumer. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno si pone a metà strada tra produttore e consumatore. Tutti noi in questo momento siamo a metà strada tra produttore e consumatore, se ci pensate. Quando scrivete in Facebook, quando usate Wikipedia, quando fate un video col cellulare e lo condividete, finiscono poi in internet, vengono ripresi dai giornali. È una lenta ma veloce evoluzione che sta subendo l'economia. Bene, questo è il modo per far viaggiare l'informazione e le idee. Noi sappiamo che €1 speso in cultura, non lo dico io, è una ricerca della European House esposta dall'Ambrosetti Forum, dice che €1 speso in cultura ha un ritorno di indotto di €2,49. Allora è questa la nostra grandezza, avere la possibilità nei prossimi 5 anni di avere le infrastrutture, quelle che servono per fare impresa. Ma quindi quali sono queste infrastrutture? Ma io non ho dubbi. Sono informazioni che devono far viaggiare le idee, la cultura, non farmi risparmiare 5 minuti. A me sono concesso che gli orari di Trenitalia siano rispettati. Ma a chi servono allora? Torniamo alla nostra domanda iniziale. A chi servono questi appalti? Servono a noi che siamo in questa stanza, che abbiamo la nostra eccellenza, la nostra cultura, dobbiamo esportarla in tutto il mondo? O servono a chi fa queste grandi opere? Perché questo è il problema. A chi servono realmente le cose? Ed è questo, torniamo al nostro punto iniziale, a cosa serve la politica, a cosa servono le istituzioni, a cosa serve la nostra presenza qua oggi, che c'è poco da dire. Noi abbiamo fatto una scelta di non fidarci più di queste persone, di non fidarci più di chi aveva queste grandi idee, che avrebbe cambiato l'Italia, che ci avrebbe portato in alto. E allora abbiamo deciso di metterci in gioco per primi, di rimboccarci le maniche e di capire che se non erano gli altri a fare le cose, perché non le hanno fatte, oltre a non averle fatte, ci hanno anche portato dove siamo adesso, regalandoci i piaceri ogni giorno. Allora adesso è il momento nostro, ma non nostro di chi è seduto qua adesso, ma di tutte le persone presenti in questa sala. Poi però bisogna essere anche estremamente concreti. Come far ripartire un'economia del Veneto? Un'economia del Veneto riparte, quindi non vuol dire essere contrari alle grandi opere, tout court, punto fine, basta. Abbiamo un'edilizia dove dati certi, dati del Cresme, che è un ente proprio di studio di tutte quelle che sono i sondaggi e tutti gli studi relativi agli architetti e all'edilizia,
mi dice che i soldi meglio spesi in questo momento in edilizia sono soldi nella riconversione energetica e nella bioedilizia. Questi sono i temi del futuro, perché come diceva giustamente prima Mattia, non c'è bisogno di andare su Marte a vedere come costruiscono le case, basta andare a pochi chilometri da qua e capire che mantenere il territorio e sviluppare quello che già abbiamo, recuperare questi milioni di metri cubi, appartamenti vuoti dappertutto che abbiamo, iniziamo a mettere a posto questi, invece che andare a fare trivellazioni per tirare fuori altra energia, per versare questa energia in un bicchiere bucato, perché una casa che ha poco coefficiente energetico in verità è un bicchiere bucato. Noi aumentiamo l'energia dentro una casa che ha le finestre aperte in verità. Allora iniziamo a mettere a posto le case. Questo vuol dire rimettere in moto l'economia veneta, tutta l'economia dell'edilizia veneta può ripartire da questo. E questa è la direzione che io voglio che prenda il Veneto. Questa è la direzione che noi dobbiamo prendere. Quindi abbiamo detto infrastrutture prima di tutto, cultura e incentivi per questo genere di impresa, non per i grandi appalti che purtroppo abbiamo visto sono sempre riferiti a un ristretto cerchio di aziende che ne fanno parte, non riescono a essere redistribuite sul territorio. E allora qua arriviamo al microcredito. Perché tutti questi discorsi e come sono collegati al microcredito? Perché il microcredito è esattamente questo, è la possibilità per ognuno di noi all'interno di questa stanza di o dare una mano alla propria impresa che già ha o partire con una nuova impresa. Partire con una nuova impresa, quindi, e qui mi ricollego al concetto della terza rivoluzione industriale, di tanti piccoli imprenditori che con le loro grandi idee e con le infrastrutture giuste possono esportare queste idee in giro per tutto il mondo. Facciamo un cambio. Quindi possono esportare queste idee in tutto il mondo. Allora, torniamo a noi. Il microcredito, 25.000 euro. Queste sono cose che già ci sono. Adesso poi lo affronteremo nel dettaglio, ma questa possibilità è la linfa vitale. In questo momento non servono queste operazioni appunto come l'incentivo alle assunzioni, però io se non riesco a vendere il mio prodotto perché non faccio innovazione, perché non c'è stato un investimento nell'innovazione, questo non aumenterà il mio fatturato. Non è che se io in questo momento non ho ordini e ho 20 dipendenti, assumo 50 dipendenti, quindi mi aumenterò il fatturato. Cioè, il prodotto è sempre quello, l'innovazione non riesco a farla, in carità posso assumere anche 500 persone, fa molto onore, ma non mi serve molto a livello aziendale. Ora, torniamo alla domanda iniziale. Come sarà il Veneto nel 2020? Il Veneto nel 2020 sarà, nella mia visione, e spero nella visione di tutti noi, di una visione condivisa, sarà un Veneto dove i cervelli arrivano e non partono, dove la persona è al centro e non le strutture o gli appalti, dove l'immigrazione sarà magari una scelta ma non sarà un obbligo, perché nel Veneto del 2020 non saremo più noi, e parlo della mia generazione in particolare, a dover essere costretti ad emigrare, ma sarà chi ci ha portato in questa situazione a essere costretto a doverlo fare.